Pescatori, chi era pescatore? Un pescatore, cioè il vero pescatore era Minigo Caiu. Minigo detto Caiu, è un altro nome, Minigo Caiu. Io stava, qua la cosa stava di a San Giuseppe qui. Qui la mattina veniva fuori, era le 5 e andava a pescare. Cioè aveva 4-5 fiori da mantenere. Con gli era 10 mesi veniva a vendere il pesce per le case, qua a Sant'Angelo, andava per le case. E dopo veniva a bottega, che il mio zio aveva bottega a Casolini, e veniva a bottega e toglieva i risi, toglieva la pasta, la roba che io correva che portava a casa da mangiare i tosati. Qui era la sua vita che io ho sempre fatto per 30 anni, fa conto, sempre fatto che vita è. A mattina io era nebbia, e perché io mi sono Minigo Caivo, perché era anche con la nebbia. E qui io ciappava pesce, cioè, la mattina aveva sempre mari 4-5 kg di pesce che ciappava fuori. E così tutti quanti si ricorda così tanto del Domeneo Caivo, cosa che avevi con te? L'importante è che tutti quanti lo conosci. La femmina non dice niente, No, cosa che avevi? Mi chiamava Striga, lo altri no. Ma perché? Perché era sempre a casa. La femmina tutta despetta non, che faceva festa nessuno di raro. Maria guariva, aveva una che aggiustava ossi. No, era mia maga. No, niente male. No. Ma tutti che aveva paura, fuori che mi andavo in cucina e mi diceva che a me sentite qua. E se godeva, mi non ho mai avuto cose di venire a una striga, mai. Altro che gli era dedicata, guai sì che uno passava, che toccava, non so, lo guardava dritto, o che toccava il canceo dell'orto che aveva. Guai! E quanti fiori che avevi io sto? Nani, Andi, Dio, Bepi, Ibaral, che era... E Ciccio, magari se no. E Maria, 7 fiori era. e Maria, una tusa sola. Hai abitato in 8 persone? 10 persone? Sì, 10 persone. Su che casetta? Su che casetta è? Io avevo una camera basso e sopra erano tutti altri sotto camera. Ora mi contava di questo episodio. Domenico. Quando si è venuto che la cosa, che alluvione grande che era 30. del 33. Nel 33 forse è capitato. È venuta una gran alluvione, solo acqua dappertutto, anche a strada Nualese, tutta annegata. Cioè, sì, era nato il sole? Sì, era fin qua, fin dai super, non si sapeva tanto, ma insomma, Su di orti. se abbastanza, sì, sugli orti. E dopo, e noi che avevo una barca nuova che ha dato il catrame su per la stradetta qua. E non mi paga, butta giù a barca sulla strada e se non vai a Torre di Puteia allo zio in barca. Dopo se lo portai in casa, me ne vodi sempre, e lo portai in casa e se non vai a Torre me farei. E in cui arriva a Domenico, Domenighetto Caivo. E gli mi domandano, hai detto montare in camminare, che ha detto venirmi fin in casa perché sono tutto bagnato. E gli mi domandano dove che c'è sta. E gli era sotto il ponte di Ottarico, a barca ligata, con la caina, sotto. E caspita, si alzava sempre più a barca e faceva come il topo i trappo. E ora che ho detto mi vuoi gettare, come avevo visto ormai che era alla fine, e se dai in acqua e non ando con quell'acqua che era e se la arriva. E non avevo portato a casa fino alla porta. E gli era sulla porta, sua moglie, e ho detto, Con l'acqua dentro? con l'acqua dentro, sì, gli era scappato, gli era dato il suo palazzo della signorina Trevisi e gli era scappato, io non avevo portato il corso dentro me. Ma faceva il pescatore proprio del mestiere, questo non faceva altro? Di mestiere mi ho sempre visto a andare a pescare, i fiori andavano quasi in bosina, reti, perché gli erano tutti uno di altro, e qua gli era sempre, e lì gli veniva qua, e ora dopo venivano che faceva pescare, e ora che portava una carriola in fondo sulla strada e si portava a casa, e dopo avevo i sbagliai e ero venuto a Sellardo, anche per esempio a Spigolare.
i contadini tagliavano il frumento e dopo restava per terra tante spighe, e ora che assavano su delle spighe, e ora io con il bastone e si partiva a casa, di spigoloni grandi. Insomma, sto Meneo Caivo, ora, come funzionava a pesca? Io andavo in barca, a che ora partivo? Partiva, stava fin tardi e partiva con loro, quello che aveva a rete, che aveva fucina, e c'era abbastanza, lo vendeva. Dove andavi a venderlo? Qui non so dove che andasse a venderlo, se andasse a torsi un Si aveva una barca sua? sì, e la metteva qua da noi, pur da Capeasso, poi andava ancora a parlare. E viveva così con la pesca e poi dopo che cominciava ad andare a lavorare presto e che aiutava anche i contadini e tanto portava a casa finché a tirare su.